palermitano canciova significa con l'acciuga. Vediamo la sigla e partiamo con gli ingredienti. Gli ingredienti per questa ricetta li ho acquistati dai Eurospin e sono acciughe Ondina, doppio concentrato di pomodoro, delizie del sole, aglio, uva passa e pinoli, sale, fare il raffermo grattugiato, zucchero, pasta a bucatini tremolini, olio. Inizio a accendere la pentola per la pasta. Adesso passiamo al condimento. Verso un po' d'olio e taglio pezzi grossi d'aglio. Accendo il gas e faccio soffriggere un po' l'aglio. Adesso metto 4 acciughe e faccio sciogliere. Adesso butto 60 g di concentrato di pomodoro e lo sciolgo. Un pizzico di sale. Adesso verso mezzo bicchiere d'acqua. Aggiungo un cucchiaino di zucchero. E aggiungo 3 cucchiaini di fasolini verticali. E faccio cuocere per 5 minuti. Se la pastolina non la trovate potete mettere anche l'uvetta. Il nostro condimento già è fatto. Adesso tostiamo un po' di pan grattato. Metto a tostare 4 cucchiai di pan grattato. Giriamo spesso, altrimenti si brucia. Deve avere un colore ambarato. All'ultimo spegniamo e continuiamo a girare per un poco. Il colore è questo. Questo piatto piace molto a mio marito. Quando mio marito era militare a Taranto, veniva a Palermo a trovarmi. Io e mia madre gli facevamo trovare questa pasta. Un giorno ha ritardato l'appuntamento. Internet esisteva, ma non esisteva WhatsApp. I telefonini erano abbastanza sviluppati e potevano fare delle foto. Mio marito era andato a trovare un'amica e non mi aveva detto niente. In Sicilia si dice niente fare che niente si sa, che significa che se tu non fai niente nessuno viene a scoprire niente. Fatalità volle che una mia amica passò di lì e lo vide affacciato al balcone con questa ragazza e gli fece una foto. Quando venne a casa mio marito a trovarmi, WhatsApp non c'era, perché io già avevo la fotografia.
Quel giorno non gli feci trovare la pasta all'anciova, ma gli feci trovare la foto sul piatto. Lui mi disse che era solo un'amica. In effetti poi ho constatato che era vero. Ora ogni volta che facciamo pace dopo un litigio io gli faccio questa pasta. L'acqua bolle, metto il sale. Poi prendiamo la pasta. Ho scolato la pasta, adesso la prendiamo. Adesso impiatto la pasta. Adesso aggiungo la mollica tostata. E adesso vedo come è venuta. Buona. Se non volete perdere la prossima ricetta, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Un bacio, ciao! Un po'. Sì. Inizio ad accendere la pentola per la pasta. Qual era? Alto, ti ho detto veditelo prima, non mi dici sì. Non si accende quello. Si è acceso. Ora si è acceso. Un po'. Sì. Com'era? Giriamo spesso? Giriamo spesso, altrimenti si brucia. No, non mi piace. Dai, vedi. Giriamo spesso, altrimenti si brucia. Un po'. Sì. Non l'ho fatta. Sei brutto! Se non volete Aspetta che non mi sta fuori. Oggi prepareremo la pasta con i broccoli arginati. Iniziamo col tagliare il broccoli. Buono.